Emozioni di collina, Segusino, Valdobbiadene e Vidor, la prima presentazione di questo libro fotografico della giornalista Adriana Rasera e dell'editore Danilo Zanetti. Quindi si scopre un'Adriana Rasera appassionata di fotografia. Sì, allora questo libro nasce da un'idea che è quella di Danilo Zanetti di scrivere e aggiungere alla sua collana dedicata al turismo verde dell'Alta Italia alcuni comuni della Pedemontana trevigiana. E da una sfida, la sfida di Danilo Zanetti come editore di conferirmi questo incarico. Parlo di sfida perché il progetto richiedeva un racconto tramite immagini, tramite fotografia, che per me è una novità assoluta. Io sono una fotografa amatoriale, però insomma è stata una sfida, è stato bello ed è stato piacevole. Ne è venuto fuori un reportage, quindi con un taglio molto giornalistico, fotografie non ritoccate, proprio foto da giornalista, quindi questo reportage sull'armonia, sulla bellezza di un territorio dove, diciamo, l'azione dell'uomo e della natura si compenetrano. Beh, allora la fotografia è un terreno di dialogo, di comunicazione, probabilmente quello, diciamo, più immediato. Se non ci fosse Photoshop mi verrebbe da dire anche il più reale, no? Una fotografia una volta non si poteva ritoccare, dunque le fotografie della Prima Guerra Mondiale sono assolutamente reali, eventualmente camuffavi la realtà nascondendo la fotografia. Oggi c'è un mondo, diciamo, c'è quasi un consumo bulimico delle foto, no? Le fotografie oggi, tutti noi, le consumiamo con il qui e ora, allo scopo di condividere. Quindi non si fotografa per fermare nel tempo, ma è tutto subordinato alla condivisione, quindi ai social. Secondo me, o comunque io mi chiedo se non è il caso di reimparare a guardare e a guardare in modo lento. È quello che ho cercato di fare in questo libro. Con l'editore Danilo Zanetti. Allora, queste colline sono capaci di emozionare. Questo è uno dei messaggi sicuramente di Emozioni di collina, il libro che ha scritto e realizzato con Adriana Rasera. Sì. Diciamo che Adriana Rasera è l'anima del libro, io sono stato un po' il manovale e l'ideatore del libro stesso. Abbiamo cercato di fare un libro che emozioni, appunto, tra l'altro prescindendo dal vino, una volta tanto, e dalla guerra, e abbiamo cercato di cogliere l'anima di queste colline attraverso certi particolari come i filari, come sono legati, vabbè c'entra un po' il vino, le scale che salgono, le statue di Zoe si chiama, vero? Sì, di San Pietro di Di Barbozza. San Pietro di Barbozza, e così speriamo di avere allietato qualche ora delle persone scrivendo poco e fotografando tanto. E invece questa cosa che unisce Segusino, Valdobbiadene e Vidor, perché proprio questi tre comuni? Così per vicinanza, non è che ci sia un motivo particolare, penso che ci sia un'unità fra di loro perché Certo. solo per vicinanza. Ho fatto anche altre cose su situazioni un po' più concrete, più vicine fra di loro, ho fatto per esempio solo su un borghetto, ho fatto anche per un parco nazionale. Qua li vedevamo un po' uniti, potevamo anche ampliare al limite, però li vedevamo, io sono di Caerano e opero a Montebelluna, vedo Vidor, Segusino e Valdobbiadene come una certa unità.